Padre Giovanni Soggiu nasce nel 1883 in Sardegna, a Norbello, un paese vicino ad Oristano, da genitori esemplarmente cristiani. Fin dalla fanciullezza si sente attratto da sentimenti di bontà e di religiosità. Se ne rende sempre più consapevole negli anni dei suoi studi superiori, proseguiti fino al conseguimento della laurea in leggi, rivelandosi studente esemplare per la sua integrità morale e spirituale. Nel 1908-1909 può realizzare la sua aspirazione allo stato religioso e sacerdotale, entrando nell'ordine dei frati minori conventuali nel convento di San Francesco di Oristano e professando la regola francescana. Al termine del corso teologico riceve il presbiterato nel 1912 e conclude la sua preparazione dottrinale con la laurea in teologia. Nel 1914, per intesa tra i superiori ed il vescovo di Bosa, padre Soggiu è già qui parroco zelante stimato dai fedeli. Scoppia nel 1915 la prima guerra mondiale e il padre Soggiu, richiamato al servizio militare, viene a trovarsi fino al 1918 cappellano militare al fronte, sempre dedito a prestare assistenza spirituale e premuroso soccorso ai soldati, sfidando ogni pericolo. Oltre alla gratitudine dei soldati, riceve ufficiali riconoscimenti con 2 medaglie al valore. Rientrato in Sardegna, assume nel convento di San Francesco di Oristano vari uffici di delicata responsabilità. Nel contempo esercita anche un fruttuoso ministero sacerdotale come guida spirituale dei fedeli e predicatore della parola di Dio. Nel 1925 parte missionario per la Cina a capo di un gruppo di confratelli chiamati ad aprire la nuova missione di Ingan, nello Shenxi. Dopo 3 anni di fervente attività evangelizzatrice, la missione viene elevata al grado di prefettura apostolica e padre Soggiu è nominato prefetto apostolico, prima come superiore della missione e poi come prefetto apostolico. Egli si fa amare come padre da tutti i missionari e per la sua affabilità e saggezza dai cinesi cristiani, è stimato anche dai cinesi non cristiani per la sua benefica bontà. Il 12 novembre 1930 Monsignor Soggiu, dopo aver compiuto una memoranda visita pastorale a Sichuan, che nel frattempo era stata assediata dai briganti, sente di dover rientrare in sede, dove era atteso. Approfittando di una tregua dall'assedio, affronta il viaggio accompagnato dal domestico cristiano e da 2 portatori, uno catecumeno e il secondo pagano. Ma a metà strada viene intercettato da un gruppo di briganti operante presso i monti di Anin e notoriamente feroce. I briganti, pur consapevoli dell'identità di Monsignor Soggiu, ben palese dai biglietti da visita presentati da lui e dagli accompagnatori e confermata da spiegazioni orali, non esitano a derubarlo di quanto ha e a pretendere $3.000 per il suo riscatto. Infine lo colpiscono a morte con ripetute lanciate. Insieme a lui vengono uccisi anche il domestico cristiano e il portatore catecumeno. La notizia del tragico evento giunge il 20 novembre a Roma e immediatamente si diffonde in tutta Italia e in tutto l'ordine dei frati minori conventuali, ovunque nel mondo essi hanno conventi. Da notizie più precise sulla morte di Monsignor Soggiu, giunte dai missionari di Ingan, appare chiaro che egli abbia affrontato la morte per testimoniare l'assoluta fedeltà al mandato apostolico missionario dimostrata con eroico zelo. Solenni riti di suffragio si celebrano in molte città, e specialmente a Roma, Assisi, Padova e in Sardegna.
A Ingan i riti funebri si celebrano il 24 maggio 1931, presieduti da Monsignor Tessiatore, in rappresentanza del delegato pontificio a Pechino, Monsignor Costantini. Per l'occasione era presente la salma della vittima. La solennità del rito fu tale da apparire come un pubblico trionfo di quella gloriosa morte. La fama del martirio di Monsignor Soggiu si perpetua a lungo negli anni successivi fino ad oggi, quando si rende più vivo che mai l'auspicio della sua glorificazione da parte della Chiesa.